Il Covid continua a mordere, ma ci sono segnali che l'epidemia potrebbe sgonfiarsi. Il Veneto sarebbe vicino a lasciare la zona rossa e a passare in fascia arancione. Siamo in odore di valutazione perché voglio ricordarvi che le proiezioni che abbiamo sono di un R con T ai limiti della zona arancione, cioè di regressione. L'incidenza resta ancora intorno ai 2,50. Sapete che la legge nazionale prevede appunto che questi parametri debbono rientrare, diciamo, sotto soglia. E quindi stiamo aspettando con ansia intanto la classificazione che ci verrà data dall'Istituto Superiore della Sanità. Ricordo che l'attribuzione del colore della zona non dipende dalla regione, ma dipende dai parametri valutati a livello nazionale. Dall'altro voglio ricordare che comunque, sempre in virtù di decisioni nazionali, la prossima settimana sarà una settimana comunque di base per tutta Italia, di zona arancione per tutti i giorni feriali, quindi dal lunedì al venerdì prossimo saranno zona arancione in tutta Italia, e sabato, domenica di Pasqua e Pasquetta, sempre secondo la legge nazionale, saranno rosse. Intanto il sistema economico piange una clausura che sta soffocando imprese, negozi, locali, attività produttive. Se volete un dato rispetto a questo martoriamento, molti non alzeranno più la serranda probabilmente. Però vi dico che su 60.000 posti di lavoro che abbiamo perso in Veneto ad oggi, 35.000 vengono dal comparto del turismo. Sul fronte dei vaccini la corsa è sempre viva, presto si cominceranno a vaccinare anche gli over 65 che accompagneranno a fare la somministrazione ai soggetti fragili che oggi hanno giustamente una corsia preferenziale e gli over 80 che entro metà aprile dovrebbero essere tutti immunizzati. Noi pensiamo che il vero tema sia quello di venirne fuori velocemente e la soluzione è quella di vaccinare.